Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre cose strane accadono sia in terra sia in cielo, quindi stavolta ragazzi la sonda spaziale della NASA è riuscita a catturare un cambiamento abbastanza strano. In effetti sarebbe la velocità di una cometa, cioè in effetti una cometa, la 41P Tutle Giacobini Cresac, ha ruotato, molto più lentamente del solito. Quindi in effetti significa che mentre andava veloce, ragazzi, ha rallentato di 10 volte la sua velocità. Diciamo una cosa che non dico assurda, ma poco ci manca. In effetti nessuna cometa ha mai rallentato di questa proporzione, diciamo. Ciao Vincent. Quindi ciao Jasmine, mentre sfrecciava fortemente, come improvvisamente ha avuto un calo, si è fermata di 10 volte la potenza della sua velocità. Quindi è un fatto inspiegabile perché ciao Mark, secondo me qualche cosa di alieno deve essere, Marco. Sai perché? Una cometa che sfreccia ad alta velocità non può rallentare di 10 volte, ciao Maria, la sua velocità. Quindi se sta, ciao Avvocatella, se sta andando veloce, non è che la cometa è una forma di intelligenza che si ferma, poi riparte, poi ferma, quindi è una cosa un po' strana in effetti. Quindi questo è stato anche messo sulla ricerca Nature. Sì, sì, è rallentata questa cometa, in effetti è una cometa, capisci? Allora non è normale che rallenta, quando mai è come un asteroide, improvvisamente si rallentasse, si fermasse e poi riparte, cioè non è normale, quindi è apparso sull'ultimo numero della rivista Nature, quello là americano, di questa, cosa anomala, diciamo così, perché sinceramente intanto Vincent è accaduto. Il record della rotazione di una cometa era della 103P Hartley 2, che però, ragazzi, era rallentata di... Ma non si sa, era rallentata di 2 ore, in effetti, non era rallentata, qua si parla proprio che ha cambiato, ha ridotto di più di 10 volte, volte la sua velocità. La cometa, quell'altra là, in effetti, in 2 ore aveva rallentato un pochino, ma poi era sfrecciata come andava, quindi c'era stato un minimo cambiamento di velocità. Qua invece ce ne sta proprio troppa. Quindi è come se una cosa sfrecciasse, faccio un esempio ragazzi, a 300 km, quindi deve essere costante la velocità, no? Sempre 300 km, 300 km, 300 km. Ciao. Quindi poi improvvisamente la cometa si mette a 70 km orari. Faccio l'esempio, no? Quindi non può essere, se c'è una via di fuga di 300 km, continuerà la sua fuga verso l'infinito a 300 km. Potrà scendere a 2,90, a 2,80, ma non da 300 km arrivare a 70 km. Quindi non è che, diciamo, è tutto strano. Quindi un rallentamento di 10 volte di quello là normale. Quindi se è passato subito, non lo so, in effetti neanche loro riescono a farsi capace di che cosa ha potuto rallentare questa cometa. In effetti il problema è che non ci sono masse, grandi che hanno potuto fermare questa corsa di questa cometa. Non ci sta tipo qualche pianeta, facciamo ipotesi ragazzi, tipo Nibiru, pianeta X come lo vogliamo chiamare, sulla sua traiettoria, qualche pianeta che può influenzare la sua fuga. Quindi non ci sta nulla da dove è stato ripreso dalla telecamera per la mail. No, no, perché sta molto più lontano di noi, non sta qui, nella nostra, diciamo, Via Lattea, capisci? Sta in un'altra galassia.
però è stata ripresa dal... E appunto Marco, io quello dico, o è un veicolo alieno che pare un cometa, perché parliamoci chiaro, non è che ragazzi quelli fanno le foto chiare chiare, loro vedono solo una massa tipo una cometa come questa qua che sta sulla sinistra. Qua adesso noi vediamo la cometa con la scia, ma in realtà con telescopio Hubble non ha frenato, però ha rallentato di molto, capisci? È come se da 300 km si è fermata a 70, quindi è come se avesse fermato proprio la sua corsa, capisci? Non dico che poco ci mancava che si fermava, comunque passare da 300 km, tanto per farti un esempio, a 60-70 km e ce ne vuole. Quindi una cometa se viaggia a 300 km, ragazzi, rimarrà a 300 km, può arrivare a 280, 290, 270, voglio ammettere, guarda, ma non mi può scendere da 300 a 70. Cioè 10 volte no, questa è una cosa, allora due sole cose. O è una cosa aliena, un veicolo alieno, o qualche cosa l'ha influenzata, qualche massa molto grande di qualche pianeta ha rallentato la sua corsa, ma in effetti hanno detto, vabbè, la NASA ha detto così, però ragazzi sappiamo che la NASA, figuratevi se ci dice la verità poi. Quindi non sappiamo se adesso è un veicolo alieno oppure se ha trovato qualche pianeta molto grande che ha rallentato, diciamo, la sua corsa, diciamo così. Quindi ha rallentato di molto, però per farla rallentare così deve essere un pianeta molto molto grande, quindi non è diciamo tipo come tipo come la Terra, tanto per fare un esempio. Minimo deve essere più grande di Giove per fare una cosa così. Pensate che Giove è immenso. Ma guarda Paolo, in effetti a Trieste questa settimana ho controllato, ci sarà bel tempo perlomeno, dicono fino al 27 più o meno. Però forse domani arriva un po' di pioggia sulla Toscana, quindi perché stamattina stava una perturbazione in arrivo che dovrebbe fare prima la Sardegna e poi un po' forse la Toscana e il centro, quindi però a Trieste no. Sì, sì, ma stamattina sì, ci sta il sole in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, un po' dappertutto al finale. Quindi oggi e domani personalmente non pioverà. Quindi dopo domani, ragazzi, ci sta questa perturbazione che sembra prima colpire la Sardegna e poi forse colpirà la Toscana. Ma Paolo, vai tranquillo, vai a fare il bagno che fai prima. Tanto qua fra poco ce ne andiamo a mare come sta messa la situazione. Questo è l'ottavo giorno, nono giorno, non mi ricordo bene, ho perso il conto oramai. Che ci sta sole, 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 sole. Qual è quella delle zucchine? Quella è buona, guarda, non è male al finale. Diciamo è leggera poi, non è che se ci metti il pollo, oppure gli metti quella di vitello, oppure è bella magra, al finale è umida, quindi si può mangiare, non è una cosa tipo come diciamo noi stopposa, quindi è una bella cosa, poi con pan grattugiato e il formaggio che fa quella crosticina, quindi è saporita al finale. E perché mica è pesante, allora zucchine, pecorino romano e macinato di pollo, dai, non è proprio una bomba bomba. Quindi non è che dico che è leggera, leggera non è, però manca una bomba è. Diciamo è tutto bello bollito, poi non è fritto nulla. Che puoi consigliarmi quali posti? Sì, sì, Marco, salutala da parte mia. E dipende da che parte vuoi andare, che ne so, dimmi tu. Tu dove abiti, dove vorresti andare? Che ne so io ti posso dire tutta l'Italia, ma va a capire tu dove, dove vuoi andare. Vabbè, qua, ma qui purtroppo, guarda, qua il mare sta a 4 km, capisci? È proprio vicino. Cioè io basta che scendo un attimo, 2 minuti sto a mare qua. E beh, come capisci, stiamo sul...
proprio ce l'abbiamo di fronte. Io da casa lo guardo il mare, quindi a Trieste. Trieste. E Trieste è quella a finale, non è che puoi andare chissà dove, capi che te voglio dire io? Cioè, girimi è quella a finale, quindi dovresti andare a qualche altra parte proprio. Quindi che ne so, te ne vai a Torino a vedere la bella città del diavolo, come la chiamano. Quindi che ne so, sarebbe bello andare in Val d'Aosta. Sì, vabbè, ma io dico per cambiare, cioè lui è di Trieste, rimane a Trieste, quello dico è per cambiare, che ne so, te ne vai ad esempio, questo in effetti è Mugge, sì, d'accordo, ma deve stare sempre sia lì in Friuli Venezia Giulia, quello voglio dire io. Ci sta l'altopiano del Carso, diciamo lì, sì, d'accordo ragazzi, ci sono le cose da vedere, diciamo, in Friuli Venezia Giulia, non si mette in dubbio. Quindi però rimani lì. E allora te ste città stai a posto al finale, figurati. Vabbè, lui dice vorrei andare a qualche parte, che ne so, tipo Torino, allora tu vai a Piazza Castello, vai a vedere, sa, la Sindone, ci sono tanti luoghi bellissimi a Torino, quindi, oppure che vai in Val d'Aosta, te ne vai a vedere, ma ci sono tantissimi in Toscana, a Roma. Sì, io a Firenze ci sono stato, mi piace la verità, eh. È bella città, sono stati dove sta il gareggi lì, a Firenze sono stato. Sei bisiaco, e che cos'è bisiaco? Che è una parola venezuelana, allora come siete? Oppure te ne vai bello in Sicilia, va a Palermo, vai, Palermo, Catania, vedi cose proprio assurde là. Se vai a Palermo, a Catania, dico Catania è più bella, sai perché vai al mercato del pesce, vedi di tutto, vedi lì delle cose che non hai mai visto, proprio Messina, quindi proprio vai su una città del mare, oppure vai a Bari, allora lì vedi se vuoi andare a livello di mare, oppure vieni a Salerno qua, Napoli. Ma non sei di Trieste, allora di dove sei Paolo? Si può capire, se non sei di Trieste, è a Trieste ma non sei di Trieste. E dici di dove sei allora, così ci rendiamo conto. A Genova ci sta l'acquario, sì sì ci sono andato, molto bello, quindi se stai a Genova vai a vedere l'acquario. Pensa su quel ponte che è caduto lì, che crollò, io col camion ci sono passato tante volte, solo a pensarci, certe volte ci penso, dico quante volte ci ho passato su quel ponte e proprio a pensare quando l'ho visto che è caduto. Allora Paolo devi domandare a Avvocatella, è la più esperta Avvocatella di questo. In effetti Avvocatella è l'esperta di Trieste. Perché non dice a tutti come i friulani chiamano i triestini? E non mi ricordo là. Lì ci sta una guerra in effetti, friulani e triestini, quindi i triestini dicono che sono friulani, i friulani non sono triestini. Là è tipo come Salerno con Napoli, che ancora con sta cosa del calcio dico Salerno, no, se vai a Napoli e dici ma sei di Salerno si offendono, se vieni qua a Salerno e dici ma sei napoletano si offendono, e così a Friuli Venezia giù. Sì, sì. Sì, no, 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 Maria, si schifano proprio, come qua. Non è che si proprio la parola esatta è questa qua, si schifano a vicenda. Proprio non si, sono, non possono coesistere tutte e due. E come allora, noi con i napoletani, diciamo, non è esagerato perché non è vero, noi con i napoletani non abbiamo questo astio, diciamo, non è vero. A livello calcistico forse il Napoli, la Salernitana, a livello calcistico sì ci sta questa cosa, però ti posso garantire che tutti i napoletani il fine settimana stanno qua a Salerno, quindi come pure noi andiamo lì alla lungomare, a Via Toledo, quindi non è vera sta cosa tra noi e napoletani.
era più una cosa calcistica, anzi veramente forse quelli che stiamo più un po', diciamo no, sono quelli dell'Avellino, dove sta Elena. In effetti loro ci chiamano a noi pescivendoli, perché abbiamo il mare, ci chiamano pisciaiuoli. Eh sì, i catanesi e palermitani si schifano a vicenda proprio lì. Lì se ti permetti vicino a un palermitano di dire Forza Catania, viene la fine del mondo. Qui invece a Salerno più con l'Avellino, in effetti, per la gente dell'Avellino. Perché in effetti noi diciamo che loro sono gente di terra, quindi che zappano la terra, mentre a noi ci chiamano pisciaioli perché abbiamo il mare. Quindi diciamo che non è per i napoletani, ma è più una cosa salernitani contro avellinesi, diciamo la cosa più, però non come a Trieste oppure come Palermo e Catania, no, a questi livelli qua, no. Sono finiti sti tempi di casini. Quindi se tu vai a Palermo o a Catania proprio si schifano proprio a vicenda proprio. Quindi se un catanese dice ma a Palermo, se vai a Palermo e dice un catanese non ne parliamo proprio. Quindi in effetti è come i triestini con quelli del Friuli, quindi è un eterno schifio. Com'è l'avvocatella quello? Meglio un uscio, allora, com'è meglio un morto in casa che un uscio sull'uscio? Com'era quella battuta che avete voi lì al nord? Meglio un... No, ci stava Jasmine, no? Ma avvocati, aiutatemi voi. Meglio è meglio avere un morto in casa che non un pisano sull'uscio. Pensate un poco questi che cosa pensano, capisci? È meglio avere... pensa un po' dove si arriva là. Stanno proprio da fuori, quindi qua no. Allora, la signora, eccola qua, l'abbiamo trovata. Sì, sì, ragazzi, al finale, ma si sapeva già che Paola è lei, figurati. Però ognuno poi, l'avevamo visto già che era lei. Io rispondevo già per farlo. Io a Genova ci sono state, belle la verità, sono andato all'acquario, molto bella. Sì, avvocato, si sapeva quando lei ha fatto già quelle domande sceme lì, come ho detto io, devo andare qui, devo andare lì, già avevo capito. Però ho detto, vabbè, non affrettiamo il passo. Volevo bloccare subito, poi ho detto lascia stare. Però si era capito al finale che era lei. Vabbè, tanto perde solo tempo. Io a cancellare account e lei a farle, vediamo chi è più forte. No, Genova è bella, sì, sì, se vai all'acquario specialmente, poi, ma ci sta di tutto là, bellissima però. In effetti, Genova ci sono passato un sacco di volte perché andavo a Torino, poi da Torino passavo per Genova, ci sono passato centinaia di volte proprio. In Toscana, nel Lazio, ma proprio un sacco di volte. A Genova non mi piace tutte quelle autostrade che ci sta, non si capisce niente. Ci sta tutto quell'intreccio di autostrade a Genova, ragazzi. Quando scendi per il porto diciamo è un casino proprio. Ci sta tutta una serie di autostrade che giri, rigiri. Mi pare che avete presente le macchinette quelle che fanno la corsa su Polistill là, ve le ricordate? Così è il porto di Genova per andarci. Mi pare tutta un intreccio di autostrade. Quando passavo con il camion lì, non so quante volte ho sbagliato a prendere casello per passare da un'altra parte.
Il mio amico mi diceva qua dobbiamo andare e noi ci ritrovavamo un'altra volta a Genova. Abbiamo pagato 2 volte il casello una volta. Sì, Jasmine è un casino là, perché là ci stanno tanti ponti che tu giri, rigiri, paghi a quello. Poi siamo girati e ci siamo ritrovati nello stesso posto di prima abbiamo pagato il casello un'altra volta. Abbiamo detto alla signora, signora, ma noi già siamo stati qua. No, lo dovete pagare. Cioè non riuscivamo a uscire da lì. No, è troppo. È un casino là, mamma mia bella. Poi le prime volte specialmente, proprio siamo andati in palla lì, proprio esagerata. Cioè, la prima volta uscita qui, uscita qua, uscita qua, uscita là. Non si capiva davvero nulla. E meno male che avevamo il navigatore, eh. Con tutto il navigatore, quello proprio, secondo pure il navigatore è andato pazzo. Poi una volta stavamo sul rettilineo proprio di Genova, sull'autostrada, prima di scendere verso le curve, verso il porto, siamo rimasti a piedi, ragazzi, senza benzina. A Genova devono tutti quanti, fammi stare zitta, va. Ho detto faccio benzina dopo, faccio benzina dopo. E arrivo alla pompa di benzina, lavoro in corso. Ho detto, e mo vado a quella successiva, 14 km. Vado a quella successiva, lavori. No, senti, Jasmine, lavori in corso. E ho detto, mamma mia bella, speriamo che non rimaniamo a piedi. Un'altra pompa di benzina, 30 km. Ho detto, vabbè, ci sta un'autonomia di 70 km. Ho detto, ce la facciamo, perché là risultava un'autonomia. Andiamo a quell'altra, pure quella lo stesso. Ho detto, ma qua a Genova stanno tutti rotti. Siamo rimasti a piedi, ragazzi, per uscire dall'autostrada. È venuto il carro attrezzo a prendersi, si è preso, cosa è preso? 350 euro per fare 1 chilometro. Per fare 1 chilometro si è preso 350 euro il carro attrezzi per portarci fuori dall'autostrada. Cioè qua, in effetti per 150 km, è una cosa pazzesca, eh. Non ci stava una pompa di benzina. Ho detto, guarda, è pazzesco. Cioè siamo partiti da Torino, no? Per andare a Genova e da Genova dovevamo andare in effetti dove dovevamo andare? Aspetta. Mi pare che dovevamo andare in Spagna, quindi volevamo andare di lì. Ma comunque un casino, ma ti giuro. Perché quello che ogni volta il capo ci fa fare sempre strade nuove a noi. Pure se dobbiamo andare da qualche parte, fa il giro d'Italia. Perché fermati qua, fermati là, vai da questo, vai da quello e quindi facciamo il giro poi al finale. Quindi per andare in Spagna addirittura siamo partiti da Genova noi. Quindi abbiamo fatto Torino, Genova, poi Genova, Spagna. Un casino esagerato perché avevamo dei posti dove prendere della merce. No, ma figurati, della merce e quindi passavamo da quelle parti lì, dovevamo caricare sul camion e poi ripartire. Quindi proprio un casino esagerato. Però voglio dire io, no, tanti chilometri, nessuna pompa di benzina è una cosa pazzesca, boh. E io ho detto questo davvero è una cosa assurda. Perché io ho detto all'inizio facciamo benzina qui direttamente, voglio dire io, no? Ho detto facciamo il pieno a Torino, no? Perché stavo a metà, ho detto vabbè ci stanno le pompe di benzina senza che ci fermiamo, tanto ci sta a metà a serbatoio. E quindi al finale ha detto vabbè, e allora andiamo. E abbiamo fatto proprio un casino veramente ragazzi. Al finale abbiamo fatto Genova, poi sì, abbiamo fatto Genova, poi siamo passati in Francia e poi in Spagna, quindi abbiamo fatto proprio un giro, siamo andati costa a costa, in effetti lato mare. Ma pazzesco tu, perché il capo nostro sempre cosa ha detto vai a Genova, vai a prendere certa roba, poi vai a un'altra porta e vai a prendere qua. E quindi abbiamo fatto in effetti Genova, poi siamo entrati in Francia e poi siamo andati in Spagna. Proprio un casino esagerato, ma abbiamo fatto il giro del mondo noi. Noi facciamo sempre le cose come dico io al mio capo, complicate proprio. Ci dobbiamo complicare ogni volta la vita al finale. Quindi facciamo davvero tutto il giro del mondo.
Io certe volte lo dico, guarda, è pazzesco. Però purtroppo dovevamo prendere un po' di tutto e quindi... vabbè. Allora, tu calcola che noi abbiamo fatto, eccolo qua, sono andato a prendere quel viaggio che ho fatto. Ho fatto Genova, poi siamo arrivati a Monaco, poi siamo arrivati a Marsiglia, e lì abbiamo fatto la fiera a Marsiglia. Poi siamo andati a Barcellona, quindi vedi, siamo andati tutto costa a costa in effetti. E poi abbiamo fatto Barcellona, Montpellier e poi abbiamo fatto un'altra volta Torino. Quindi proprio abbiamo fatto proprio il giro di tutto noi. Quando poi giustamente noi potevamo fare Torino, passare centralmente la Francia e scendere a Montpellier e poi arrivare a Barcellona. Quindi potevamo fare pure questa, eh sì. Invece no, noi abbiamo fatto Genova, Torino-Genova, poi Genova non Monaco, Monaco-Marsiglia, poi abbiamo fatto Marsiglia, Barcellona, poi Barcellona, Montpellier e poi siamo ritornati a casa. Poi abbiamo fatto proprio il giro del mondo in 80 giorni, perché ci stavano 3-4 eventi e quindi abbiamo fatto man mano tutta sta cosa, quindi però sembra come hai detto tu una bella avventura, abbiamo girato, figurati, però le disavventure per il viaggio non è che ci sono pure. Fortunatamente non abbiamo mai trovato. Guarda, io 5 anni ragazzi non sono mai stato fermato dalla polizia, a parte in Finlandia, che poi in Finlandia in effetti mi hanno fermato proprio ridicolo, si sono affiancati. Quelli quando lampeggiano significa che ti deve accostare, che ti devono... Quello mi ha messo il fischietto in bocca per spiare. Ha visto che non stavo ubriaco, ha detto let's go, vai, vai. Cioè non mi ha cercato patente, non mi ha cercato assicurazione, non mi ha cercato nulla. Ha detto italiano, yes. E vai, vai, let's go, let's go. Ed è stato buono. Ha visto che stavo lucido e quindi via. Poi sono stato in tutta l'Europa, ragazzi, vi giuro, non mi hanno fermato una sola volta per i documenti. Cioè ho passato la Francia, ho passato la Spagna. Alle frontiere ci stavano per il cinema, però io scoccavo sempre tranquillo. Non ho mai avuto un fermo. In Finlandia l'ho detto perché era presto di mattina, siccome lì bevono molto il sabato, allora fermano a tutti il sabato mattina perché vogliono vedere chi sta ubriaco e chi no. Quindi mi hanno fermato per vedere solo se stavo ubriaco. Hanno messo soffia, soffia, poi hanno visto che era zero. Ha detto ciao, stati bene. Però al finale abbiamo lavorato, però ci siamo pure divertiti, la verità. Quindi abbiamo visto luoghi nuovi, quasi tutta l'Europa. Non è che l'abbiamo vista proprio perfetta, perfetta, però qualcosa l'abbiamo visto. Di certo non l'abbiamo approfondito, siamo stati nelle città dove stavamo. Però in effetti abbiamo fatto tutte le principali città, Marsiglia, Parigi, Montpellier, Barcellona, Madrid, diciamo tutte le capitali più, diciamo, belle, in effetti le città più grandi, come pure siamo stati a Rovaniemi in Lapponia. Sì, sì, Rovaniemi, bella città di Babbo Natale. E poi abbiamo fatto la Norvegia, i fiordi, tutti i fiordi, ma abbiamo fatto casino proprio, l'Austria, Germania, ma davvero, Ungheria. Budapest mi è piaciuta molto, la verità, Budapest. Olanda, i coffee shop ragazzi là, tutti italiani stavano la maggior parte. Io ho trovato, siamo stati in Olanda, erano tutti quanti, Amsterdam ragazzi, una fiera ad Amsterdam, erano tutti quanti, non so quanti italiani ho trovato lì, tutti quanti nei coffee shop, tutti quanti a fumare, erano pieni. Bere e fumare, proprio una città proprio allucinante quella. Però è proprio la cultura loro, vedi là dove arrivano. Se stai nel coffee shop puoi fare che vuoi tu fumare, poi se stai fuori ti arrestano, pensa un poco com'è ridicola la cosa.
Cioè tu nel magazzino ti puoi scegliere tutta la droga leggera, diciamo, che vuoi, la marijuana così, la marijuana rossa, la marijuana così, la marijuana così, è tutto legale. Poi se fuori porti solo un pezzettino, ti arrestano. Vedi com'è strano lì, perché dice se vuoi fumare ci stanno i locali appositi e vai. Sì, sì, pazzesco, no, no. Noi siamo stati un giorno fermi e ho detto, vabbè ragazzi, siccome dobbiamo montare domani, facciamoci un giro. Quindi siamo stati ad Amsterdam a farci un giro, quindi siamo entrati, però non abbiamo fumato perché io non fumo, neanche i miei amici fumavano, però giusto per vedere, perché abbiamo incontrato gli altri italiani e siamo entrati pure noi, quindi questo c'aveva un vetro, ragazzi, e ci stavano tutte queste cose, erba, fumo, tutte le marche possibili, ma ci stava tutto, questo viene da qua, questo è olandese, questo è cinese, questo è pakistano, questo è un casino proprio. Ho detto, mamma, questo è il mercato della droga qua. Purtroppo è tutto legale lì, quindi è una cosa assurda, ma è così. Sì, c'è un bancone, c'è un vetro, no? Come il gioielliere, presente il gioielliere, che ci sta quel vetro che ci sta sotto le collane, e lì sta tutta marijuana di tutti i generi, fumo, quelle pippette per fumare, quelle cose tutte sofisticate là, che puoi mettere l'erba all'interno e fumare tipo quel cose indiane, come lo chiamavi, pace, cose della pace, lo chiamavo io. Ma davvero una cosa assurda, guarda. Se non ci vai, non ci credi. Però ci siamo divertiti. Poi siamo passati alle vetrine, poi lascia stare. E poi alle vetrine non andavamo. Oh mamma mia. Proprio ci stava proprio una fila esagerata, guarda. Alle vetrine, sì, quelle là dove stanno le signore che stanno nei vetri. Io pensavo che era una favola, la verità. Chi c'era mai stato poi, no? Io sapevo ste vetrine, l'avevo letto su internet, stanno le vetrine, e ci stanno le signore che stanno lì e stanno a aspettare i clienti. E in realtà è vero, ragazzi, quelli stanno proprio come un manichino fuori al magazzino, come dietro al vetro, che devo dire? E ci sta un sacco di gente, ma un sacco di italiani, francesi, ma proprio un casino. È uguale, Jasmine, sì, è uguale. Se vai lì e quella ti chiama, vieni, 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 ti chiama pure. Poi come vedono italiano, subito hai detto che secondo me ci conoscono, ho detto secondo me qua molti italiani arrivano, ho detto. Siamo passati di lì, siamo andati a bere la birra. Sì, 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 ma là è un casino proprio, guarda. Però siamo stati poco perché dovevamo sistemare le valigie, quindi abbiamo fatto giusto un giro così così, 4-5 ore, poi dovevamo sistemare tutte le valigie e poi prepararci per il giorno dopo che dovevamo montare gli stand, quindi un giorno solo montiamo solo, quindi mettiamo tutta la roba nei frigoriferi, accendiamo i frigoriferi, aspettiamo che si mettano a temperatura e incominciamo poi a scendere la roba dal camion frigo e a metterla nei banconi già refrigerati e quindi a preparare tutto l'allestimento, quindi ci vuole una giornata intera minima perché poi dipende, a volte capita che fai uno stand, a volte due, quindi poi dipende, se è uno solo allora vai, verso le 5-7 del pomeriggio hai terminato, ma se sono due, 8 e mezza, 9, incominciando dalle 9 di mattina alle 9 di sera ce la fai giusto giusto, il tempo di andare a casa, mangiare e poi farti una doccia e poi la mattina andare a vendere. Però al finale sono sacrifici che fai. Al finale sono 80 euro al giorno, vitto e alloggio per 6 mesi. Poi non è che dice vabbè, sono solo 10 giorni, sono 6 mesi continui, quindi ne vale la pena. Quindi quando ritorni più o meno una cosina di soldi ce le hai, quindi come si dice, il gioco vale la pena. Però non è che dico che è una vita bella, partiamo da questo, ragazzi. Sì, però ne vale la pena. Allora abbiamo un camion col rimorchio grande,
un tir. Sì, sì, allora abbiamo un camion con rimorchio che in effetti sia il camion grande che il rimorchio sono tutte e due, uno è cella frigorifero, l'altro è frigo. E poi abbiamo tre dial, come ho fatto vedere la foto ultimamente, tre dial grandi, quelli là grossi. Il mio amico porta il camion col tir perché là ci vuole la CQC per portare quello là col rimorchio. Sarà, ma secondo me, 30-40 metri, non lo so, non mi ricordo bene. Comunque sono due, c'è sta l'aggancio e c'è sta il tir dietro, quindi grosso. Poi ci stanno tre Dale grossi e poi ci sta diciamo, un carrello frigo che noi ci portiamo, lo colleghiamo direttamente dietro, lo porto io, dietro al Dale, che sarebbe in effetti una vetrina, un carrello con una vetrina tutta vetro, sarebbe quella vetrina dove vanno i prodotti, diciamo, che non possono stare fuori, capisci? Quindi andiamo attrezzati lì, per l'amor di Dio, eh. Il camion grande lo rimaniamo fuori città perché non può entrare in città e quindi automaticamente un camion piccolo frigo carica tutta la roba nel frigo e arriva in città e lo scarica. Quindi c'è uno solo che carica la roba dal camion frigo al camion grande frigo, al furgone piccolo frigo e porta a noi, diciamo, in città. Quindi è tutto ben organizzato al finale. Sì, sì, scarica e carica. No, fortunatamente abbiamo, come si dice, il montecarico quello là elettronico, quindi in effetti si alza automatico il bancale e si mette dentro con la forchetta, quindi ce lo portiamo dall'Italia, quindi noi lo scendiamo per terra col carrello, abbiamo il carrello elevatore sopra e quindi tu pigli la pedana, la metti dentro e la appoggi sul camion. Poi con quello là a mano tu te lo sposti dentro, quindi è tutto organizzato, ragazzi. Non è che prendi pezzo per pezzo, capisci? Pezzo per pezzo lo prendi quando stai montando il banco. Poi quando sposti da un furgone all'altro è tutto con, diciamo, i carrelli. Quindi è tutto organizzato là. Però sono sacrifici, però ragazzi, a finale dei 6 mesi ti ritiri con 15.000 euro, quindi non è che tu 6 mesi 15.000 euro dove li prendi in Italia? 6 mesi 15.000 euro in Italia non li prendi da nessuna parte a meno che non hai un buon lavoro a qualche parte, ma non credo, eh. Perlomeno per come sta la situazione qua oggi, non credo proprio che 6 mesi di lavoro uno piglia 15.000 euro. A meno che non sei proprio tipo un avvocato, un dottore, allora questa è un'altra cosa, un altro discorso. Ma io parlo di operaio, nessun operaio prende 15.000 euro in 6 mesi. Poi calcola che a parte i 15.000 euro, calcola pure il vitto e l'alloggio, quindi non sono più 15.000, perché se calcoli anche, che ne so, sono 15.000 euro solo che ti porti a casa tu. Poi calcola che sono 180 giorni per 25 euro, sono altri 4.500 euro per mangiare a persona, qua si parla, ragazzi. Quindi fai 15 e 4, e 4 e 5, già stiamo a 20.000. Calcola la casa pure che prendiamo ogni settimana, diciamo, che purtroppo comunque pure costiamo, se vai a vedere, sui 30.000 euro tutti, una persona sola. Però sono sacrifici per noi, lui ci guadagna e tutti quanti, come si chiama, tutti quanti vissero felici e contenti. Poi abbiamo i 2 mesi. Ma è successo allora, mo ti dico io, 3 giorni fa è uscito su rivista Scienze, quello l'americano, una cometa che viaggiava, improvvisamente ha cambiato la sua velocità, quindi si è arrestata un poco, quindi mentre viaggiava molto forte e addirittura si è passata di 10 volte
Sì, è questo, non è che faccio la vita da Dio, voglio dire, bellissima, però si sopravvive, come dico io, non è, si sta normale, non è che sei ricco oppure sei povero, metà e metà, stai in una via di mezzo, stai normale, non è che ti puoi permettere di comprarti il Porsche o l'X6 o l'X, tanto per dire, si fa una vita normale, ma a me non mi interessa perché io personalmente io mi accontento di questo, quindi non voglio né di più né di meno, quindi quello che mi serve per vivere è normale, per pagare le bollette, per vivere, per mangiare, quindi non mi interessano avere, ti giuro che prima Jasmine quando avevo il bar avevo tanti soldi, purtroppo i sbagli nella vita si fanno e quindi ti posso garantire che quando ho avuto l'opportunità di avere i soldi non l'ho saputa, diciamo, mantenere. Come dice mia mamma, la testa dura. Però carici ma capi in merda. Però, giustamente, se non sbagli non capisci. No, Jasmine, guarda, io ti giuro, con il circolo, perché quello poi in effetti non era neanche bar. Io avevo una sala slot, quindi una sala da gioco. E quindi come sai, le sale da gioco portano soldi. Tutti i giocatori, tutta gente che viene a giocare da tutte le parti, quindi venivano gente che giocavano 400-500 euro al giorno. Io avevo secondo me 40-50 persone così che venivano al giorno. E ti posso garantire che se non avevo fatto, diciamo, tanti sbagli, a ora di mo' 300-400 mila euro li dovevo avere sicuri conservati. Però è inutile piangere sul passato perché non torna nulla indietro, quindi è inutile che mi metta. Però ho fatto una bella vita, partiamo da questo, quindi è vero che li ho spesi, però posso pure dire che mi sono visto bene della vita, ho viaggiato, sono andato a fare viaggi di un mese, ma diciamo me ne sono visto bene al finale. Usciva la PlayStation nuovo me la compravo, usciva quello me la compravo, quando è uscito il Golf vi ricordate la prima serie me la sono comprata, diciamo che me ne sono visto bene, no? Quindi non posso dire di no. Sì, li ho spesi, sì, li ho spesi. Poi sono stato il tipo che quando che è uscita la cucina questa qua, compriamo quella. Sì, in effetti pure adesso nella stanzetta che io sto adesso che faccio il video, no? Che faccio i video. Io questa stanzetta qui l'ho presa, diciamo, da uno che vendeva mob di scavolini. E ti posso assicurare che è una stanzetta con le mezzole, un armadio ad angolo, lettino, mobili, con la scrivania, col computer. L'ho pagata solo questa qua 6.000 euro. Tanto tempo fa però, eh. Ti posso garantire che questa stanzetta ha 10 anni, è nuovissima, non si è mossa di un poco. Quindi è roba buona, capisci che voglio dire? In effetti non si è mossa proprio. Cioè pur avendo 10 anni, se la vedi è nuova. E così ho fatto per tutto. La camera da letto, ad esempio, ho comprato il trittico, in effetti qua si usava l'armadio, quello là moderno, poi il mobile, quello là antico, sai, con i comodini antichi, quello là il trittico, come lo chiamiamo qua a sud, poi non lo so se al nord si chiama pure così. Cioè il trittico significa arte povera con arte moderna. Quindi poi ho comprato il salone tutto moderno con divano di pelle. Comunque ho speso solo per la casa, secondo me, ma 50-60 mila euro solo di mobili. Sì, sì, arte povera. Allora il comodino grande con lo specchio è arte povera. E i due comodini piccolini che stanno vicino al letto. Poi il letto è in ferro battuto e l'armadio è moderno, quindi perciò si chiama trittico. Quindi diciamo che li ho spesi bene i soldi, quindi la cucina lo stesso, l'ho presa dalla Scavolini, quindi diciamo ho speso diciamo tutto per la casa, quindi PlayStation 1, PlayStation 2, poi ho comprato la Wii se vi ricordate, ma ho comprato di tutto ragazzi, poi mi sono comprato il Golf, la serie quando è uscito proprio all'inizio,
Diciamo ho fatto una vita abbastanza bella, diciamo, eh. Poi ti posso assicurare, Jasmine, quando ci sono i soldi, arrivano gli altri soldi. Io ti faccio un esempio, no? Io avevo nel portafoglio all'epoca, il giorno che mi sono sposato, 15.000 euro in contanti. La mia ex... la mia ex si fissò che voleva comprare un biglietto per il gratta e vinci. Sa quelli, come si chiama, il miliardario, come si chiama? Quel miliardario che si gratta là. E io no, io pure qua che grattiamo, perché avevamo preso il vizio di comprare sti gratta e vinci di 5 e di 10 euro. E no, e sì, e no, e sì. Per disperazione mi sono fermato sotto Roma Termini, ho comprato due biglietti e ho detto tieni, gratta il biglietto. Ha grattato il primo, non è andato bene, ha grattato il secondo, Jasmine, 1000 euro. E dite, mo? Sono andato lì e ho detto scusate ma io ho vinto 1000 euro, adesso come... Dice no no, ve li do io, me l'ha dato direttamente il commerciante. Tanto per dirti, no, quando c'hai i soldi, vengono gli altri soldi. Non ci stanno santi. Cioè mo quei 1000 euro personalmente non mi servivano proprio. E invece vedi, io per caso fortuito. È così, no, Jasmine è così, guarda, quando avevo i soldi, entravano sempre i soldi. Poi quando stai disperato, Jasmine non entra manco se ti mette a piangere. Quindi è così, ragazzi, quando ci stanno i soldi arrivano altri soldi. Non so, una superstizione, una cosa. Ma è così, ragazzi, non lo so, funziona, è così. Quindi è assurdo, però è vero. Perlomeno a me è capitato così. Quindi, però, ragazzi, la verità, non rimpiango nulla. Alla fine ho vissuto bene, ho visto la povertà, ho visto la fame, ho visto i soldi, ho visto di nuovo la povertà, quindi non mi interessa proprio. Quindi come va, va, quindi sono abituato a stare senza soldi, sono abituato a stare con i soldi e ti dico una cosa, Jasmine, anche quando ho avuto i soldi io ero come sono adesso. I soldi a me non mi hanno mai cambiato come personalità, dico, eh. Ho fatto tanto bene a tanta gente. Sì, sì, no, voglio dire io, quando ho avuto la possibilità, no, che avevo i soldi, sa, uno dice i soldi fanno cambiare le persone, non è vero, no, dipende dalle persone. Io ero sempre lo stesso Giuseppe Melchiorre, solo che scendevo e mi potevo comprare quello che volevo, no, quello era cambiato, ma non che io ero diverso. Cioè, in effetti ero io sempre me stesso, solo che stavolta scendevo, vedevo qualche cosa che costava pure 1000 euro e me la compravo. Cosa che adesso non posso fare, però per dirti. Quindi non è cambiato nulla, cioè i soldi non mi hanno mai cambiato. Quindi posso pure pigliare 1 miliardo domani mattina. Io faccio i video io stesso su YouTube, non me ne importa proprio. Quindi sono fatto così, non ci posso fare niente. È capace che nelle 2 o 3 ore 2 o 3 ore che vado giù posso spendere, faccio esempio, 5.000 euro se sale miliardario, però poi ritornerei su YouTube e incomincerei a dire qua la luna, qua, perché è quello che mi piace, io faccio le cose che mi piacciono, quindi pure il mestiere che mi sono scelto, ad esempio fare le fiere, è una cosa che mi piace a me, se no non ci andavo. Cioè fare un mestiere che non mi piace a me non mi va. Cioè io devo fare un lavoro che mi deve piacere, se no, se devo andare a malavoglia, come dico io, non ci vado, perché se tu mi vuoi far fare, ti faccio l'esempio, l'elettricista a me, che io non lo capisco, ma io pure se imparerei, lo farei sempre a malavoglia, perché non mi piace. Invece se mi metti, che ne so, per una porchetta in cucina a cucinare, lì mi fai felice a me e sono contento. Oppure, che ne so, mi fai fare le fiere per il mondo, per l'Italia, per l'Europa, sono felice. Quindi questa è la cosa. Uno se deve fare una cosa, deve piacere, se no il lavoro diventa poi pesante, non va bene. Tante persone a volte lavorano giusto perché devono sopravvivere, ma io non ci riuscirei. Sì, sì, se devo andare a lavorare in una parte a malavoglia io non ci vado, è più forte di me. Quindi fortunatamente mi ha dato sempre
quindi ringraziamo a Dio. Su questo sono fortunato, quindi ma ultimamente ieri o l'altro ieri mi hanno chiamato, dice vedi ci sta la fiera a Varese, non sappiamo se facciamo Varese, ci sta da fare tutto il mese, diciamo dal fine novembre fino al 7 di gennaio, quindi non lo so perché ancora non hanno confermato. Quindi staremo proprio nella piazza, diciamo, centrale di Varese. Vabbè, vi saluto pure io ragazzi, ci sentiamo dopo e tanto sono le 3:10 qua, abbiamo fatto tardi, 50 minuti sta diretta. Va bene ragazzi, un saluto a tutti e ci sentiamo. Ciao Jasmine, ciao a tutti.